Chissà se qualche vongola abusiva è finita anche nei nostri piatti. Certo, la probabilità è alta. Su 100 vongole vendute, 4 in Veneto e 2 in Italia sarebbero figlie del malaffare, in sfregio alla salute e ai più elementari principi sanitari, a tutto pericolo dei consumatori. Quella che emerge dall'operazione delle Fiamme Gialle è una laguna veneziana violata. L'ecosistema è a rischio, Legambiente lancia l'allarme ed è pronta a costituirsi parte civile. Se ci saranno gli estremi, se saremo accolti da parte, poi verrà aperto il procedimento e verrà accolta la nostra richiesta, lo faremo senz'altro a nome dei cittadini, che invitiamo anche a contattarci per raccontare eventuali situazioni di pericolo o quello che loro hanno subito o visto rispetto a questa percentuale molto molto alta di cozze e vongole mitili che sono inquinati e che non potevano essere venduti, e sicuramente nel piatto di diversi cittadini saranno finite. Adesso toccherà alla giustizia fare il suo corso e verificare se davvero, come hanno accertato gli investigatori delle Fiamme Gialle, c'è stata una cupola delle vongole, associazioni a delinquere che avrebbero gestito in tutto o in parte la pesca dei molluschi, danneggiando la flora e la fauna dell'ecosistema lagunare. Per questo Legambiente invita tutte le persone di buona volontà a denunciare qualsiasi movimento sospetto. L'invito alla cittadinanza è quello di tenere gli occhi aperti, di denunciare, di relazionare alle forze dell'ordine e alle associazioni e a chi si occupa della tutela del territorio quello che vediamo in laguna. Succede sotto i nostri occhi, è importante che ci attiviamo per impedire che queste situazioni sbordino anche in criminalità organizzata, che poi distribuisce in tutta Italia e tutto il paese vongole e cozze che sono inquinate, che non possiamo mangiare. In tutta questa vicenda però c'è anche un aspetto positivo, ed è che le forze dell'ordine sono capaci di contrastare la criminalità in modo efficace, come in questo caso. Il lavoro delle Fiamme Gialle è stato prezioso per ogni consumatore. Adesso la minaccia delle vongole abusive è disinnescata. Questa operazione che, come avete sentito, data da oltre 2 anni, garantisce che i prodotti che oggi sono in commercio sono sicuri sotto il profilo sanitario e sono sicuri anche sotto il profilo del luogo di provenienza, quindi anche per quanto riguarda le varie attestazioni, le varie certificazioni che accompagnano il prodotto.